Khalil Mallat era diventato padre da 2 giorni quando sabato sera è stato ucciso in un bar in Salizada San Geremia a Venezia, tra il Ponte delle Guglie e la stazione ferroviaria, nell'arteria principale percorsa dai turisti diretti a San Marco. Un solo colpo alla testa, sparato con un fucile a canne mozze calibro 12 da Raffaele Marconi, 33 anni, trasportatore veneziano, padre di 2 bambini, che poco dopo quel colpo è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere a Santa Maria Maggiore dopo l'interrogatorio con il PM Davide Nalin. Tra oggi e domani Marconi comparirà in tribunale per l'udienza di convalida con l'accusa di omicidio volontario. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 27 novembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'omicidio in centro storico a Venezia. È accaduto sabato sera, appunto vicino al Ponte delle Guglie, non molto lontano dalla stazione di Venezia Santa Lucia. La notizia la leggiamo sul Gazzettino di oggi in un articolo di Nicola Munaro. Esecuzione a Venezia, mira alla testa, spara e uccide il rivale al bar. Raffaele Marconi, trasportatore 33enne, ha ammazzato un 25enne tunisino da 2 giorni papà. Un precedente scontro dietro l'assassinio, la vittima irregolare in Italia viveva a Jesolo. Leggiamo ancora la violenza e il movente, un regolamento di conti per le battute sulla moglie. Sabato sera il litigio con i 2 africani che avevano fatto apprezzamenti pesanti. Ferito da una coltellata al collo, è rientrato a casa ed è uscito col fucile a canne mozze. Sabato sera leggiamo Raffaele Marconi era uscito di casa poco prima delle 23 per portare a spasso il cane. La moglie lo ha visto rientrare sporco di sangue pochi minuti più tardi. Sono stato aggredito, le ha spiegato, avvisando anche il fratello che abita a poca distanza. La donna non ha fatto tempo a medicarlo come avrebbe voluto, mentre si era spostata nella stanza accanto per prendere un asciugamani. Il 33enne trasportatore veneziano era nuovamente uscito di casa, questa volta però armato, un fucile a canne mozze calibro 12, matricola a brasa e non denunciato. Dopo aver usato l'arma l'ha gettata in canale, dove successivamente è stata ritrovata dai carabinieri su indicazione dello stesso Marconi. Questa è la ricostruzione che gli inquirenti hanno fatto, grazie anche ad alcune testimonianze, in relazione alle fasi che sabato notte hanno portato all'uccisione di Khalil Mallat, 25 anni, tunisino irregolare in Italia e residente tra Mestre e Jesolo. Così nell'articolo sul Gazzettino di oggi di Gianluca Amadori e Nicola Munaro. Ma proseguiamo la rassegna stampa, molto breve come sempre al lunedì, parlando di nuovo delle numerosissime manifestazioni che in questi giorni continuano contro la violenza di genere, contro il patriarcato. Siamo sempre sulle pagine del Gazzettino. La manifestazione di Vigonovo, passeggiata arrabbiata, più di 1000 in corteo. Il collettivo transfemminista Artemisia, che ha chiamato la piazza, dice: non tolleriamo più queste violenze. Alcuni dei cartelli recitavano: mi proteggono le mie sorelle, non gli sbirri, educazione non punizione. Percorse le vie del centro di Vigonovo appunto, ma senza passare davanti alla casa della famiglia Cecchettin. Tante famiglie alla fiaccolata, nel frattempo organizzata a Barcis, vicino al luogo in cui è stato trovato il cadavere appunto di Giulia Cecchettin. L'articolo è di Giulia Zennaro sul Gazzettino di oggi. Della fiaccolata a Barcis si parla anche sui quotidiani del gruppo NEM. 2000 luci si accendono in memoria della 22enne, mai più casi come il suo. La fiaccolata a Barcis appunto. Più di 2000 luci si sono accese per Giulia ieri sera alla fiaccolata di Barcis. La scia luminosa si è snodata lungo l'incanto del lago, uno specchio nero in cui si riflettevano i lampeggianti dei mezzi di vigili del fuoco, polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza che aprivano il corteo. Solo i passi e parole sommesse scandivano la marcia silenziosa, come battiti di un unico cuore dolente, quello di una comunità toccata nel profondo, vicina alla famiglia Cecchettin, solidale e unita nel dire no alla violenza. Una grande partecipazione da tutto il Friuli Venezia Giulia, con persone di ogni età.
ma appunto si tratta soltanto delle ultime due manifestazioni, in questo caso, tra le tantissime che si sono tenute negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Una presa di coscienza collettiva che ha attraversato le strade e le città del Veneto e non solo, naturalmente, di tutta Italia. Ma voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa, parlando sempre però purtroppo di violenza di genere. Torniamo sul Gazzettino: botte alla moglie per strada, fermato grazie a dei ragazzi. È successo a Tombelle, proprio in una frazione di Vigonovo. Una lite che ha portato poi all'arresto di un 71enne. Sfruttando la segnalazione della targa è stato rintracciato in casa sua a Legnaro. Il racconto dei testimoni: la colpita con un calcio in faccia, le avevamo consigliato di non salire sulla vettura. Ma vediamo cosa è successo. I ragazzi hanno visto un uomo aggredire e colpire con un calcio la moglie in mezzo alla strada e sono intervenuti. Non riuscendo a fermare il bruto, però, non si sono persi d'animo, scrive Marina Lucchin sul Gazzettino. Hanno fotografato l'auto e allertato i carabinieri, che alla fine hanno anche dovuto fare irruzione nell'abitazione della coppia per poter salvare, dopo 3 ore di tentativi di mediazione, appunto, la donna. Il tutto è successo sabato 25 novembre, proprio nella giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, e proprio a Vigonovo, il comune di Giulia Cecchettin. Cosa è successo? Lo raccontano i ragazzi, testimoni di questa aggressione: prima la minacciata, poi la colpita con un calcio in faccia. Siamo intervenuti, abbiamo anche cercato di convincerla a non entrare nell'auto, ma almeno siamo riusciti a prendere il numero di targa. Quindi l'anziana è salita a bordo, ma subito dopo è partita la ricerca nella zona da parte dei carabinieri, allertati sempre dai ragazzi che avevano chiamato il 112 dopo aver fotografato la macchina per ricordare la targa, appunto. Individuata l'abitazione, i militari hanno suonato al citofono ma non hanno ricevuto risposta. Il 71enne è stato poi contattato anche al cellulare senza esito. Sul posto nel frattempo arrivavano altre pattuglie, comprese quelle di pronto intervento, ovvero gli specialisti di situazioni critiche, e anche i vigili del fuoco. Ricontattato l'uomo attraverso una finestra al piano terra dell'abitazione, in forte stato di agitazione, il 71enne ha urlato ai militari di andarsene, senza dare informazioni sullo stato della moglie, a cui impediva di rispondere sia al telefono che al citofono. Solo dopo una lunga trattativa il violento alla fine ha lasciato uscire la moglie, a cui è stato dato immediato soccorso. Dopo altre ore di dialogo e mediazione, intorno all'1 di notte di ieri, il 71enne è stato convinto dai militari a uscire di casa e a rendersi. Accompagnato in caserma a Legnaro, è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dagli accertamenti è emerso che da circa un anno l'uomo maltrattava la moglie con reiterate offese, minacce e percosse, tanto da causarle un perdurante stato di apprensione, un inferno in cui la moglie era piombata senza la capacità di uscirne. In questo cupo capitolo della storia di Vigonovo, conclude la giornalista Marina Lucchin, dove le ferite della perdita di Giulia Cecchettin continuano a sanguinare, un raggio di luce regala la speranza che la sua terribile storia sia almeno stata di ispirazione per tutti. I giovani salvatori dell'anziana, attraverso il loro tempestivo intervento, hanno dimostrato che l'eredità di Giulia non è stata vana, che anche in mezzo alle tenebre la luce della solidarietà può brillare intensamente contro ogni violenza. Questo per quanto riguarda l'episodio di cui si parla anche sui quotidiani del gruppo NEM. Picchiata in strada dal marito a Vigonovo, alcuni giovani la salvano, lui è arrestato. Paura sabato sera, gli adolescenti credevamo la uccidesse. A Legnaro intervengono poi i corpi speciali dei carabinieri, il 71enne si arrende. Episodio simile all'aggressione di Giulia, segnalato il numero di targa, l'uomo si asserraglia in casa, blitz delle forze speciali. Lui le ha messo le mani al collo e le ha sferrato un calcio, ma lei poi è salita in auto. Sempre il racconto dei ragazzi. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia che riguarda le truffe proprio nei confronti degli anziani. In Veneto i casi sono triplicati dal 2013 al 2021. Attenzione al web, i raggiri passano anche dai call center, diffidare da chi ci mette fretta.
dice ANAP Confartigianato, che ha realizzato uno studio proprio sulle truffe ai danni degli anziani. Allora, questi i consigli: non fatevi accompagnare. Il buon samaritano è la persona che individua un anziano all'esterno di supermercati o uffici postali e cerca di accompagnarla fino all'interno dell'abitazione con la scusa di portarle la spesa, al fine poi di sottrarre denaro e beni di valore una volta entrato. Poi c'è il gruppo di azione come altra truffa, composto da donne con atteggiamenti rassicuranti che, con la scusa di consegnare un pacco a un vicino di casa o fingendosi assistenti sociali, entrano in casa dell'anziano e, mentre una parla con lui o lei distraendolo, l'altra ruba. Poi il controllo del denaro, la scusa delle banconote false. Dopo un prelievo effettuato in banca o in posta, l'anziano viene seguito e avvicinato da una persona che si presenta come funzionario di banca, dicendo che deve controllare il numero di serie del denaro appena prelevato. Poi c'è un grande classico, quello degli sbadati, quindi attenzione a chi vi urta. Donne o bambini spesso urtano gli anziani con la tazzina del caffè o con il gelato in mano, con la scusa di ripulirgli la giacca, gli rubano il portafogli. In alcuni casi la giacca viene macchiata con un liquido simile a quello degli escrementi di uccello. Poi diffidare dei venditori di gioielli, non acquistate anelli. C'è chi si finge straniero senza soldi per il viaggio di ritorno e propone all'anziano gioielli a prezzi a suo dire inferiori al loro valore. Durante la messa in scena possono arrivare anche finti esperti per convincere il malcapitato che si tratta di un affare. E infine i finti maghi: non parlare della vita privata. Ecco alcune regole per non cadere vittime di truffe ed estorsioni da parte di ciarlatani: non parlate della vostra vita privata, agli incontri andare sempre accompagnati, non usare contanti, assegni postdatati e non farsi abbindolare da immagini sacre. Comunque è molto difficile sfuggire alle truffe. Infatti, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia nel 2022 ci sono state 6.379 denunce. Secondo i dati delle prefetture è il reato più frequente dopo i furti. Tra il 2021 e lo scorso anno i casi sono sensibilmente diminuiti, però quindi importanti le campagne di sensibilizzazione. Bene, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.